Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Io ringrazio il dottor Galbusera, ringrazio Assimp per questo che è una tappa rispetto a un percorso lungo che hanno portato avanti, che poi è un punto di partenza per altro. Ringrazio, è già stato ringraziato il consigliere Russo che è qui presente, che ha sempre seguito queste iniziative e che continuerà a seguirle. È qui presente anche l'assessore Ambrosini perché il sindaco purtroppo porta il saluto e purtroppo deve poi muoversi, però l'assessore Ambrosini resta qua ad ascoltare a nome della Giunta e a prendere buona nota di quello che verrà, diciamo, proposto. Lo spirito dell'iniziativa lo si è letto anche, diciamo, dall'inizio con il quartetto d'archi della nostra fondazione Arena, perché quella è anche una delle grandi eccellenze di questo territorio. Cioè, la vostra idea, la vostra proposta di mettere assieme le eccellenze di Verona, che sono legate appunto, l'avete fatto intendere anche insomma, nella proposta di questa mattina, nella qualità della vita in senso ampio, quindi la musica, l'arte, la cultura, le bellezze artistiche, le grandi produzioni enogastronomiche, un territorio splendido, lì diciamo, siamo fortunati in una parte e poi, avete ricordato anche voi, il professor Zanotto, ci sono stati negli anni delle figure che hanno scolpito questa città e creato una ricchezza straordinaria nella quale oggi Verona comunque si giova perché in un momento di crisi globale, di crisi nazionale, a Verona le cose, lo dicono tutti gli indicatori economici, vanno magari un po' meno peggio che altrove proprio perché ci sono una serie di filiere produttive che, legate ovviamente moltissimo al Made in Italy, che riescono appunto a reggere e anzi spesso anche non solo a reggere ma a crescere positivamente nel mercato internazionale. Però appunto per poter far questo, per poter competere ed eccellere, bisogna puntare su quello che avete ricordato, ovvero sia su una promozione territoriale integrata. Le norme anche per quanto riguarda il turismo, visto che noi siamo una città che di turismo vive molto e abbiamo numeri continuamente in crescita grazie a un impegno corale delle associazioni di categoria, gli operatori economici, le istituzioni, perché appunto bisogna, come avete fatto voi anche questa mattina, mettere assieme tutti i soggetti che possono portare qualcosa rispetto a questo percorso. Dicevo, anche le normative riguardo al turismo e alla promozione turistica vanno nella direzione, in passato c'è stata la frammentazione, ognuno faceva un pezzettino in maniera spesso anche disarticolata. Invece adesso c'è una spinta giusta a dire si deve fare filiera, mettere assieme tutte le risorse e cercare di fare dei progetti integrati che non promuovono magari un solo aspetto ma ne promuovano di più insieme, perché questo è quello che cerca anche chi viene o per turismo o per investire nel nostro territorio. E quindi vi ringrazio perché appunto evidentemente questa è la direzione giusta nella quale spendere, e il fatto che voi, e l'avete detto giustamente, siete associazione di volontariato nel senso nobile del termine, cioè senza che ci sia un obbligo da parte vostra di fare questo, perché bene o male chi rappresenta le istituzioni ha anche un dovere istituzionale di fare alcune cose. Voi invece in maniera volontaria, per affetto verso il territorio, per legame verso il territorio che rappresentate, avete messo assieme una rete di persone, di professionisti, di rappresentanze per cercare di dare una mano. E di questo vi ringrazio perché appunto il volontariato, come avete ricordato voi, è una straordinaria risorsa aggiuntiva per il nostro territorio. Grazie.